Il lavoro nobilita l'uomo e l'arte che lo raffigura. Lavoro inteso come antichi mestieri, diventati essi stessi forme d'arte, in quanto espressione di una manualità che si rischia di perdere a scapito di una società che ritiene che la tecnologia possa soppiantare totalmente l'azione umana. L'invito a ritrovare il senso pratico di professioni utili, anche se umili, sembra essere il messaggio attuale della mostra Nobiltà del lavoro. Un excursus tra le interpretazioni dei mestieri nella pittura veneta tra Ottocento e Novecento. Un viaggio tra capolavori di maestri noti e meno noti di un movimento legato al verismo e all'aneddotica tipici della pittura di genere, che via via diventa raffigurazione gioiosa di una vita en plein air, che risente dell'influenza del tratto moderno, degli impressionisti e dei macchiaioli. Ci sono dei pittori però, come Guglielmo Ciardi, che vanno in Toscana e poi andranno anche a Parigi, che cominciano ad aprirsi anche a un tipo di pittura en plein air, un tipo di pittura all'aria aperta. Già il segretario selvatico Pietro Selvatico Estense nel 1850 aveva tenuto un discorso dalla portata rivoluzionaria sulla convenienza di trattare in pittura soggetti tolti alla vita contemporanea. Cioè i pittori dovevano proprio calarsi nel quotidiano e rappresentare il popolo. 70 le opere esposte fino al 4 novembre a Villa Pisani di Stra, la reggia veneziana, la superba tra le ville venete della Riviera del Brenta. Una mostra promossa dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e artistici delle province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso, organizzata da Munus e curata da Miriam Zerbi e Lucia Turchi. Il pennello di Ciardi, Barison, Alessandro Milesi, Luigi Serena, Pietro Paietta, Italico Brass, Luigi Cima, Napoleone Nani e di tanti altri entra negli ospedali, nelle piazze, nei mercati, nelle botteghe, nelle prime fabbriche domestiche e racconta sulla tela scene di vita quotidiana. Vediamo ad esempio una quaiola caratteristica oppure un carbonaio con la sua gela di vimini e vediamo soprattutto i grandi mercati. Questo è un capolavoro di Guglielmo Ciardi, Mercato a Badoere, in cui si può vedere come ci siano dei forti contrasti luce e ombra, è una pittura che comincia a diventare più moderna. Nei mercati di Badoere di Montebelluna di Ciardi e Serena, in quello di Serravalle di Paietta, nella venditrice di zucca di Milesi, riaffiora con prepotenza la scuola veneziana tra maniera e colore. Usare la parola impressionisti sarebbe improprio perché comunque l'impressionismo sappiamo è legato alla Francia, però a mio avviso si può parlare anche di una scuola perché sono tutti pittori che hanno gravitato intorno all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Scene di lavoro gioiose ma con le prime avvisaglie di denuncia sociale. Il lavoro nell'Ottocento era duro e non si risparmiavano i bambini. Con lo stesso realismo con cui è raffigurata l'allegria compare qualche traccia della fatica. C'è un rapporto molto stretto tra l'altro tra pittura e fotografia, cioè questi pittori lavorano in continuo scambio con i fotografi e dalla fotografia talvolta prendono anche il bianco e nero. C'è un dipinto in mostra che è Le Pelatrici di Ettore Tito, che è un dipinto molto giocato su questa contrapposizione del colore che non c'è e l'intensità della scena raffigurata, perché quello che viene messo in luce è proprio la disumanizzazione del lavoro, anche seriale, di queste pelatrici di noci. Maestri più o meno famosi, ma tutti dotati di una capacità tecnica sopraffina, un tratto che riproduce nel dettaglio fotografico situazioni e persone. La fruttivendola di Laurenti o il Dopo una rissa di Barison, curati minuziosamente, sono un saggio della formazione accademica alla Scuola delle Belle Arti di Venezia di questi pittori. Quanto gli ambienti dell'epoca apprezzavano questi quadri? Questi autori avevano un mercato oppure erano così dei Van Gogh disperati? No, questi autori avevano sicuramente molto mercato perché in ogni casa borghese, ad esempio, ma anche nobiliare, c'erano delle scene di genere, c'erano anche soprattutto dei ritratti. Nell'Ottocento le donne, le popolane lavorano, infilano perle, tessono al tombolo preziosi ricami e lo fanno stando insieme. Prevale la visione corale, ma nascono anche mestieri nuovi. Ad esempio, in famiglia, oltre al cucito e l'infilar perle, un tipico lavoro era quello delle lavandaie. C'erano poi le baglie. Le baglie erano figure molto importanti. Tra l'altro, tra i domestici godevano di una posizione di privilegio, ricevevano infatti dei doni in quanto nutrici del piccolo di famiglia, doni importanti, quali collane d'oro, collane di perle, orecchini d'oro. Dall'immagine alla tecnica un interno ed un esterno a confronto, le mondine di Tito e la fucina di Cima, il chiaro e l'oscuro, il gioco della luce e la pennellata che diventa sempre più mossa.
Certamente sì, Ettore Tito in questo caso esemplifica molto bene questo concetto di una pittura anche molto più moderna e sciolta, senza nulla togliere a Luigi Cima che nel suo campo è comunque un maestro. In laguna nascono i primi cantieri navali, si raccolgono le vongole, si formano gli orfanelli. Il quadro che raffigura la maestra, una nuova professione di Lena Rosso, è quello che conclude questo percorso nella nobiltà del lavoro, quindi la maestra, l'apoteosi della professione all'inizio del Novecento per una donna. La maestra è sicuramente una conquista da parte delle donne, quella di poter insegnare anche con l'Unità d'Italia in avanti, sempre più c'è bisogno di queste nuove professioni e c'è bisogno anche di istruzione, quindi vediamo ma la nobiltà del lavoro c'è sia nella maestra sia anche nelle perlaie ovviamente, nelle mondine. Abbiamo chiuso con questo quadro semplicemente perché è quello più vicino a noi. La pittura diventa sempre più libera, le pennellate sempre più mosse e vibranti, il realismo diventa sempre più sfumato e la pescheria di Chioggia di Milesi, dipinta a Sfregazzi, conquista un posto nella Biennale d'Arte moderna e contemporanea del 1912.